Ciao, eccoci qui per la recensione della Norvina Volume 4 Collection. Io l'ho presa dal sito ufficiale inglese, l'ho ordinata il lunedì sera e il venerdì mattina verso le 3, l'1:30, le 13:30 mi è arrivata. Questa sarebbe la palette. Come soldi adesso fanno i soldi in euro, per cui l'ho pagata gli stessi soldi che se ci fosse stata sul sito di Sephora, i 69,90 centesimi, stessa identica cifra delle altre palette, perché sul sito di Sephora c'è ancora la volume 2, la volume 2, c'è ancora, almeno nell'ultima volta che ho guardato c'era la volume 2, e ho visto che i soldi sono i 69,90, come ho pagato io questa, e non ho avuto il problema di dover, visto che è un sito inglese, non ho avuto il problema di dover pagare con il cambio tra sterline ed euro. Hanno fatto il sito rivolto principalmente per l'Europa con già i soldi in euro, per cui bella cosa. E questo qui sarebbe la palette. C'erano anche dei nuovi eyeliner, praticamente erano 2 confezioni con 3 eyeliner, ma sinceramente a me non mi hanno convinto e non li ho presi. Ho preso solo la palette come novità. E questo è il cartonato, sempre rosa, e questa sarebbe la palette vera e propria, sempre sul rosa. È fatta così, retro nero. Qui è calamitata, che è più calamitata delle altre, faccio un po' fatica ad aprirla. Ho già tolto la pellicola, la classica pellicola trasparente che mettono per la protezione degli ombretti con il specchio. C'è un grande specchio enorme, si va benissimo a guardarsi, si apre maggiormente così come palette. E queste sono tutte le colorazioni di questa palette. Sono 5, 10, 15, 20, 25 colorazioni, tra cui ci sono matte, opachi, shimmer, glitter, questo e questo è un glitter, e questo sono dei top coat, per cui ha un po' cambiato il range delle cialdine, non sono tutti opachi e shimmer, ha fatto queste 4 cialdine diverse dal solito, che a me sono anche piaciute. Comunque queste sono le tonalità di questa palette. Vi anticipo già che a me questa palette piace forse più delle altre 3 precedenti che ha fatto. E durante questo video ho realizzato 9 trucchi con questa palette, compreso quello che mi vedete addosso, che è praticamente l'ultimo dei 9, e utilizzando tutte le cialdine, provando a diventarmi qualcosa con tutte le cialdine, per cui vi lascio al resto del video in cui vedrete 9 trucchi con questa palette. Molto soddisfatta di questa palette. Come primo trucco volevo provare ad utilizzare questo colore, che non c'è un panna in questa palette, però questo è il colore più chiaro. Volevo provare ad utilizzarlo qui nell'arcata sopraccigliare. Allora, io ci ho provato, non ho preso molto prodotto, con questo pennello bello largo da sfumatura che è di Zoeva ed è il numero 228, e vi devo dire che come impressione per fare qui l'arcata sopraccigliare non mi sembra niente male. Lo immaginavo molto più scuro, va bene che un po' sono abbronzata, ci ho messo il fondotinta, però vi devo dire che per il momento mi sta anche piacendo. Vedete, questo è l'occhio che l'ho messo, questo è l'occhio in cui lo devo ancora mettere. Come piega, in un occhio metto questo colore, in un altro occhio metto quest'altro colore. Allora inizio con quello più chiaro
anche in questo caso sono belli pigmentati, per cui è sempre meglio prendere poco prodotto e poi eventualmente aggiungere. Ed ecco fatto le due pieghe, una più chiara e una più scura. Come ombretto shimmer, allora volevo mettere questi due colori. Praticamente in questo trucco volevo rimanere con un trucco naturale, e per cui sulla parte dove ho messo quello più scuro metto quello più scuro anche come shimmer, mentre nella parte più chiara metto questo più chiaro anche come shimmer. Questo è il colore messo con il pennello, quello più chiaro, per scrivere, scrive, e però io ci passo con le dita. Questa sarebbe la colorazione. Diciamo che è più svamp con le dita, come tutti gli ombretti. Con il pennello aggiusto l'angolino qui interno. Nell'altro occhio metto lo shimmer più scuro, questa è la colorazione. Anche in questo caso per scrivere con il pennello scrive, però con il dito è sempre meglio. Aggiusto l'angolino con il pennello. Allora, volendo un trucco naturale, si può, portandolo anche qui nella parte esterna, si può lasciare anche così mascara o eventualmente eyeliner e si è tranquillamente a posto con un trucco naturale. Volendo un attimo cambiare qui la parte finale, visto che qui i colori ne abbiamo e siamo qui anche per provare questa palette, io ho pensato nella parte più scura di mettere questo colore nella parte finale, mentre nella parte più chiara di mettere questo colore. Inizio con la parte più chiara. Per dare un tocco di colore, diciamo. E questi sono questi due make up. Volendo un po' di luce qui nell'angolo interno, con un pennellino a penna, visto che questi due colori assomigliano di più a top coat, perché ci sono questo e questo che sono glitter pressati, mentre questo e questo assomigliano a top coat. Per dare un punto luce, prendere quello più chiaro e metterlo qui nell'angolino. Diciamo che non è che si noti molto. Forse metterlo sopra un ombretto, specialmente un ombretto opaco, fa un altro effetto, ma messo qui nell'angolino no, non mi accorgo molto del prodotto. Allora, in questo momento leggermente si nota questo punto luce che ho fatto qui, però vi devo dire che ho fatto varie passate di colore perché altrimenti non si nota niente. Ok, metto il mascara e torno. E questo è il risultato di questa prima clip con questa palette. Mi allontano dall'inquadratura. E questo sarebbe che ho voluto utilizzare dei colori neutri su questa palette, visto che ci sono, ho voluto approfittarne per fare con questi 4 colori si riescono a fare tranquillamente dei trucchi neutri. Poi ci sono colorazioni colorate,
però se si vuole rimanere sul neutro c'è anche questa possibilità. Devo dire che questi due trucchi, sia quello più chiaro che quello più scuro, mi piacciono entrambi. Questa sarebbe la parte più scura e questa sarebbe la parte più chiara. Entrambi mi soddisfano. Come mascara ho utilizzato il mascara di Pat McGrath, che sarebbe questo, e come rossetto il Mother di KVD Vegan Beauty, che sarebbe questo qui. E vi devo dire che sono soddisfatta di questa prima clip di trucco. Ci vediamo nelle prossime clip con altri make up. Ho già fatto l'arcata col colore della clip precedente, cioè questo. Adesso volevo provare a fare la piega con il colore giallo su entrambi gli occhi. Beh, da piega si vede un po' di tono giallo, però è molto leggero. Provo ad aumentare l'intensità del colore. Ecco che adesso la piega si nota di più. Allora, questa piega gialla non è che mi soddisfi molto, per cui ho deciso di aggiungerci questo marroncino e vediamo che colore che esce. Già meglio, così mi vedete, questo è solo con il giallo, questo mettendoci questo marroncino già dà un altro effetto, un po' di giallo si nota e con il marroncino mi sembra molto meglio. Adesso come colore shimmer utilizzo su un occhio questo e su un occhio questo. Ho preso quello marroncino sul pennello per scrivere, scrive, ok, è leggero, però si nota la colorazione. Prendo la colorazione con il dito e con il dito si nota ancora di più. Aggiusto l'angolino interno con il pennello. Questa è l'altra colorazione, che è un lilla sul rosa, perché ha dei brillantini sul rosa. Beh, questo si nota molto. Diciamo che qui siamo ancora sui toni naturali, qui iniziamo ad andare sul colore. Lo prendo anche in questo caso con il dito, aggiusto l'angolino interno con il pennello. Adesso nella parte marroncina metto qui alla fine questo colore, mentre questo colore lo metto nella parte dove c'è questo lilla rosa. Allora iniziamo. Questo colore marroncino, visto che sotto c'ho un po' il luccichio, con la seconda passata si nota. Ed ecco questi due make up con queste due colorazioni. Questo rosa che assomiglia quasi a un top coat, anche questo, che sarebbe questa colorazione, la parte qui marroncina l'ho messo al centro per dare un po' di tono rosa al tutto, e vi devo dire che non è che mi dispiaccia molto, mi sta anche piacendo come si crea questa sfumatura. E questo qui sarebbe il colore bianco che ho messo sulla clip precedente. Qui adesso nella parte rosa provo a metterlo al centro. Questa sarebbe la colorazione. Beh, vedete che come top coat così funziona meglio che
che non ho messo come punto luce, perché come punto luce secondo me si vedeva, ma non era quel punto luce svamp, era un punto luce tenue, mentre così già dà un altro effetto. Ed ecco provati anche i due top coat qui da messi sopra il trucco. Metto il mascara e torno. Ed ecco anche questi due make up realizzati molto sui miei toni di colore, e come mascara e come rossetto sono gli stessi della clip precedente. Questo è un make up, questo è l'altro make up. A me piacciono tantissimo entrambi, per cui veramente di 4 look che fino adesso ho realizzato, tutti e 4 mi sono piaciuti moltissimo. In questa clip abbiamo provato anche questi due top coat, e nelle prossime clip proveremo anche i glitter. Ho già messo nell'arcata sopraccigliare questo e nella piega questo, che ve l'avevo già fatto vedere nella prima clip in cui avevo fatto il trucco sul naturale. Adesso prendo questo su un occhio, questo e su un occhio questo, faccio a palpebra piena la palpebra mobile. Inizio con quello glitterato perché questo colore è shimmer, questo è opaco. Inizio con il shimmer, come pennello colora, passo con le dita e questa sarebbe la colorazione. Aggiusto l'angolo interno e l'angolo esterno con il pennello. Sull'altro occhio prendo l'opaco, da pennello colora, lo prendo con le dita. Come nell'altro occhio aggiusto l'inizio e la fine con il pennello. Allora, in questo caso potrei lasciare anche così, mettere mascara o eventualmente una riga di eyeliner e entrambi gli occhi sarebbero fatti. Vi dico che a me piace di più questo qui lilla, mi ispira molto. Però volendo provare anche i glitter, provo con il pennello a mettere al centro i glitter. Allora dalla parte dove c'ho questo colore shimmer metto questi glitter più colorati, li provo a prendere con il pennello. Si sono appiccicati veramente poco, ci riprovo con il pennello a lingua di gatto, un pennello piatto. Allora, non so se la telecamera percepisca, un po' si sono appiccicati, ma ci vado con le dita. Questi sarebbero i glitter. Beh, adesso sì, si vedono. E questo sarebbe l'effetto con i glitter come punto luce al centro dell'occhio. Mentre nella parte opaca del lilla volevo mettere questi glitter bianchi. Ci riprovo con il pennello. Questi sarebbero i glitter sul pennello. Beh, anche in questo caso si appiccicano veramente poco. Passo direttamente con il dito, questi sarebbero i glitter. E adesso sì, si vedono. E anche in questo caso ho fatto questo punto luce al centro dell'occhio. Ed ecco l'effetto con questi due,
con i glitter anche al centro. Adesso metto mascara, rossetto e torno. Ed ecco qui il mascara messo con questi due make up. Come mascara e rossetto sono negli stessi toni degli altri clip, però in questo caso mentre mi mettevo il rossetto stavo quasi pensando che mettendo un rossetto sul tinta viola lilla forse ci potrebbe stare, specialmente con questo colore opaco che c'è questo bel tono di lilla per fare tono su tono labbra ed occhi. Comunque questo è il colore con la versione shimmer, questa invece è la versione opaca. Anche in questo caso mi piacciono, però un punto più a favore ce lo do a questa colorazione sul lilla, mi ispira di più. Comunque ecco fatto anche questi due make up. Ci vediamo nella prossima clip con altri due make up. Ho già fatto l'arcata sopraccigliare con questo colore, adesso volevo provare a fare la piega con questo rosa, che volevo utilizzare sia questo rosa, che sono di 3 tonalità diverse. Questo è quello più chiaro, allora volevo provarlo sulla piega. Beh, diciamo che non mi dispiace molto provare a fare la piega così sul rosa. Forse ho preso un po' troppo colore sul pennello, però diciamo che ci sta. Allora, questo rosa è molto saturo di colore, per cui sul pennello è meglio prenderne poco come colore perché è molto pigmentato. Adesso passo alla palpebra mobile, l'inizio qui e su un occhio metto questo shimmer sul rosa e su un altro occhio questo shimmer sul beige. Inizio con il beige. Allora, per scrivere perché si nota qui la colorazione, passo a metterlo con le dita. Questa è la colorazione. Come vedete è un bel colore chiaro. Adesso qui dallo specchio qui me lo vedo più luminoso rispetto che in videocamera. Vi dico che mi sta piacendo. Aggiusto l'inizio qui dell'occhio e con il pennello. Nell'altro occhio metto il rosa. E anche in questo caso si nota questi due colori in cialda hanno la stessa texture. Questa è la colorazione con il dito e lo metto anche così. Anche in questo caso mi aiuto con il pennello per il punto qui luce. Adesso nella parte rosa volevo mettere questo rosa più acceso, nella parte dove ho messo il beige volevo mettere questo qui. Inizio con la parte rosa. E questo colore qui adesso non so se si nota, però in cialda è molto fluo. Beh, sono riuscita a sfumarlo veramente bene e mi fermo così. Adesso faccio l'altro occhio con l'altro flu. No, non è un flu, è più saturo come colorazione, l'altro che adesso vado a mettere nella parte beige. Allora, adesso che ho fatto con questi due rosa, questo sarebbe quello più fluo, più acceso in cialdina, questo sarebbe quello più desaturato di colore e questo sarebbe il risultato con queste due colorazioni. Adesso, cioè, guardandomi sullo specchio dal vivo qui vedo quella leggera differenza che vedo anche in cialda, leggera, però diciamo che come
come rosa, questa parte qui sono molto simili, hanno quel pelino di diversità che io noto. Adesso non so se voi in telecamera lo notate. Ok, metto il mascara e torno. Ok, questo è il risultato con il mascara messo. Questa sarebbe la parte qui con il beige, mentre questa sarebbe la parte con l'inizio, con quello scimmerino rosa. Come mascara e rossetto sono gli stessi del clip precedenti, e questi sono i due make up di questo giro. Questo è uno e questo è l'altro. Allora, fino adesso siamo arrivati ad avere quasi utilizzato tutta la palette. Mi manca questo rosa fluo molto adesso la telecamera vedo che mi sbaglia i colori, comunque è un rosa molto fluo e sarà sicuramente il protagonista del prossimo e anche ultimo make up, perché abbiamo provato tutte le cialdine a parte questo qui. Per questa clip, che è l'ultima perché ci manca l'ultimo colore, questo, poi sono stati usati tutti, ho già messo questo sull'arcata sopraccigliare e questo come piega. Adesso a tutta palpebra volevo mettere questo fucsia, che mi sembra che dalla telecamera sfaldi il colore, ma non ci posso fare niente. Ecco, forse vedete cosa ci serviva? Ecco che vedete veramente il colore di questo, forse è l'effetto proprio della luce. E questo qui sarebbe il colore che adesso vado a mettermi a palpebra piena sulla palpebra mobile. Come al solito prima proviamo con il pennello, per scrivere strascrive. Adesso lo metto direttamente con le dita. Questa sarebbe la colorazione, ma vedete che se adesso con la mano faccio fatica a coprirmi dalla luce, comunque il colore è diverso. Fa un po' di macchioline, questo sì, perché ci vedo un po' di macchioline che di solito tolgo ripassandoci sopra. E questo colore macchia un po' la palpebra, vedete che il mio dito è rimasto macchiato, per cui va bene che sotto c'ho il primer, che in teoria non dovrebbe macchiarmi la palpebra, comunque avete visto che macchia il davanti, l'inizio qui dell'occhio e il dietro qui dell'occhio lo faccio con il pennello. Ok, questo sarebbe forse, se vediamo se mi metto la mano per coprirvi dalla luce, per farvi vedere il colore, faccio anche l'altro occhio. Allora, questo sarebbe il make up, copriamoci dalla luce per vedere realmente il colore, con questo colore fucsia, che sarebbe opaco, però io adesso vorrei provare a mettere questo top coat che sempre coprendoci dalla luce, che è rosa, questo qui lo vorrei provare a mettere qui all'inizio dell'occhio. Allora ci provo con il pennello giusto per dare un punto luce, vediamo cosa esce. Un po', per notarsi si nota questo punto luce così bisluccicoso messo qui. Sì, mi piace, diciamo che mi piace, toglie, come vedete, quel totale opaco, dà un po' un effetto di bisluccichio. Ok, metto il mascara rossetto e torno. Ed eccoci qui con questo ultimo make up, molto rosa. Mi allontano, mascara e rossetto sono sempre gli stessi, così non sono molto convinta. Da una parte avrei messo anche un nude, però poi ho pensato, visto che sono rosa, questo rossetto,
se provo a mettere la mano per il discorso come prima della luce, questo rossetto ha del rosa, così comunque ho pensato di fare così. Ok, dopo questo mio ultimo make up vi lascio alla conclusione di questo video. Ed eccoci qui per concludere questo video. Allora, vi ho fatto vedere, metto le mani davanti perché mi sono accorta che altrimenti la luce sfalda un po' i colori. Comunque, se riesco a farvi vedere nuovamente l'intera palette, vi lascio agli swatch di questa palette riga per cui ci saranno 5 swatch. E dopo avervi fatto vedere gli swatch di questa palette, vi aggiungo che questa per me è la migliore delle 4. Ce ne ha fatto 4 di questa collezione Norvina, ci sono in totale 4 palette e questa sarebbe la quarta. E per i miei gusti vorrei quasi dire che è la migliore di colorazioni. Ok, non vi aggiungo altro perché già il video man mano che mi truccavo vi dicevo qualcosa e ci vediamo al prossimo video. Ciao!